Buongiorno e benvenuti in Cosa c'è di nuovo, notizie dal web e non solo di oggi mercoledì 10 maggio. L'importanza della rotatoria in un incrocio critico. L'incidente di martedì pomeriggio a Valle di Chioggia ha causato lunghe code di mezzi da e verso la città. Due auto, una Fiat Panda e un Audi, sono rimaste coinvolte in un tamponamento all'incrocio semaforico di Valle di Chioggia. Fortunatamente nessuna delle persone coinvolte ha riportato traumi, ma le conseguenze sull'intero traffico sono state rilevanti. Il servizio di viabilità e i successivi rilievi sono stati effettuati da due pattuglie della polizia locale che hanno operato nel dirigere il traffico e per far spostare i mezzi coinvolti e la relativa pulizia del manto stradale dai rottami. L'incidente di Valli di Chioggia potrebbe essere una sorta di ammonizione, passateci il termine, ai residenti che criticano la realizzazione di una rotatoria da parte di ANAS, non tanto per la rotatoria in sé, quanto per il sottopassaggio che andrebbe realizzato per consentire il transito dei pedoni da nord a sud. ANAS minaccia di non realizzare neppure la rotatoria, che invece garantirebbe una maggior sicurezza in quanto sono progettate per ridurre la velocità del traffico, che si traduce in una riduzione degli incidenti, e se si riducono gli incidenti diminuiscono anche le code in Romea. In precedenza ci sono stati altri due piccoli incidenti, uno in Viale Mediterraneo nei pressi del Dollaro e uno in Romea nella vicinanza della BGF. In entrambi i casi si è trattato di un malore degli automobilisti. Nonostante questi casi di comprovato errore umano, qualcuno potrebbe ancora incolpare la statale Romea. L'agenzia Venice Waterlink, in collaborazione con la Raffaello Navigazione, in aprile e in maggio vi accompagnano da Sottomarina a Venezia il sabato, la domenica e i festivi e alle isole Burano, Murano e Torcello la domenica. Per maggiori informazioni telefonare allo 041 8626 373 per prenotazioni online sul sito venicewaterlink.com. Ieri la Dragaggi, azienda che opera nei ripascimenti litoranei da ben 5 generazioni, ha terminato l'intervento richiesto a Bibione, frazione del comune di San Michele al Tagliamento, da parte di una concessione in mano a privati e non richiesta come solitamente avviene da enti quali Regione o Comune. L'intervento ha riportato tra battigia e spiaggia circa 45.000 metri cubi di materiale attinto alla foce di Porto Baseleghe, sabbia compatta pronta all'uso, come abbiamo visto fare anche sulle spiagge romagnole nei pressi di Porto Garibaldi, dove l'intervento è stato molto più incisivo in termini di quantitativo di sabbia e lunghezza del litorale interessato. Sabbia così immediatamente fruibile che i concessionari balneari stavano già preparando gli ombrelloni su quella riportata il giorno prima. Sappiamo benissimo che a maggio la stagione è già con un piede sulla porta, è pronta ad affacciarsi e quanto sia importante che il litorale venga ricostruito, sia per l'utilizzo balneare sia per la salvaguardia del territorio. Le mareggiate invernali hanno lasciato il segno su molti tratti di costa e ora, stagione alle porte, gli operatori rivogliono quei metri in più di sabbia su cui si potranno posizionare file di ombrelloni che altrimenti non troverebbero collocazione. All'intervento hanno partecipato con il sussidio di una ditta del luogo, esattamente come in Comacchio, mettendo in campo una squadra di 4 draghe, senza contare le ruspe e gli altri mezzi a terra per movimentare la sabbia e portare lo strato appena portato a riva sotto quello già asciugato, in modo da avere un colpo visivo più uniforme. L'intervento, come viene fatto dalla Dragaggi, porta sulla costa sabbia che ha le stesse caratteristiche di quella erosa dal mare, sia come colore che come granulometria. Oggi a Bibione la sabbia appena ripasciata aveva un colore scurissimo dovuto alla permanenza in acqua, ma una volta ossigenata ed esposta al sole avrebbe ripreso il bel colore dorato che dà il nome alla vicinissima Lignano Sabbia d'Oro, sull'altra sponda del tagliamento, non più in Veneto ma in Friuli Venezia Giulia.
La Dragaggi ha lavorato anche nel nostro comune, Isola Verde, facendo un intervento che si è meritato i complimenti dei concessionari, gli stessi complimenti fatti dagli operatori del balneare a Porto Garibaldi e di quelli di Bibione, i quali, a intervento ancora non concluso, si sono già prenotati per il prossimo anno. Ieri mattina abbiamo assistito alle operazioni e come in Comacchio abbiamo visto e toccato la consistenza della sabbia che rispetto a quella portata da altre zone con i camion è molto più compatta, con una differenza di volume importante. La maggior compattezza offre anche una miglior resistenza ai fenomeni erosivi, non solo mareggiate, ma anche dovuti a fenomeni atmosferici. L'azienda ha operato praticamente in tutte le coste italiane, non a sottomarina. L'ingegnere Stefano Cucco, quinta generazione, suppone che il metodo che utilizzano e tutti i vantaggi che apporta non siano ancora conosciuti come dovrebbero. Ricordiamo quanti danni subisce la nostra linea di costa ad ogni mareggiata e quanto pericolosa può essere la mancanza di questa prima protezione dal mare, soprattutto quando al di là della spiaggia c'è il centro abitato. I ripascimenti sono un intervento a carattere momentaneo che devono essere eseguiti ad hoc per non perdere subito di efficacia e ripresi in caso di erosioni. A Isola Verde si sta provvedendo cercando di fermare l'azione erosiva del mare anche con altri pennelli a protezione della costa che verranno realizzati più avanti. La scorsa settimana i pescatori di tutta Europa hanno protestato contro le politiche europee che stanno mettendo a rischio il futuro del settore. L'atto sotto accusa è il piano d'azione per la protezione degli ecosistemi marini della Commissione europea che mira a vietare la pesca di fondo nel 30% dei nostri mari. La protesta messa in atto dai pescatori, simbolica, è costituita nel far sentire le sirene dei pescherecci all'unisono, un grido d'allarme da parte di un settore che sta scomparendo e che i pescatori sperano si senta e gli si presti ascolto e che vengano fermate le politiche che stanno innescando una crisi ulteriore nel settore. Se il piano d'azione della Commissione europea e la legge sul ripristino della natura saranno attuati come proposto, l'Europa rischia il 25% della sua produzione di pesce, 7.000 imbarcazioni e 20.000 tra pescatori e donne. Negli ultimi 20 anni a protezione dell'ambiente marino e per il recupero degli stock ittici sono stati fatti numerosi sforzi: sostenibilità degli stock ittici sbarcati nell'Atlantico, riduzione delle emissioni di gas serra, riduzione delle aree di pesca, minor capacità di cattura. Si parla del 30% di giornate in mare in meno nel settore strascico negli ultimi 4 anni, oltre che la chiusura di aree della pesca. Il settore è al limite della soglia minima di sostenibilità economica, ma sembra, dire dei rappresentanti del settore, che per la Commissione europea ciò non sia sufficiente. Le politiche che l'Unione Europea sta mettendo in atto stanno mettendo in ginocchio il settore, togliendo qualsiasi prospettiva per il futuro. Di questo passo in futuro si potranno consumare solo prodotti ittici provenienti da paesi terzi, i cui standard ambientali e sociali sono quasi sempre inferiori a quelli dell'Unione Europea. È tempo, come afferma il settore, che l'Unione Europea ripensi alla provenienza dei prodotti ittici, ricordando al commissario che nel suo mandato deve cercare di mantenere la redditività della flotta e di massimizzare la produzione alimentare nell'Unione Europea, come chiaramente indicato nei trattati istitutivi della stessa. Befed, il pub di successo tutto italiano, dove trovi l'inimitabile galletto da mangiare con le mani, accompagnandolo con la tipica birra artigianale. Il galletto è sano, genuino ed eccellente, garantito da filiera controllata Valle Spluga, e la birra artigianale nasce dall'esperienza di maestri birrai Befed. Befed, presso il parco commerciale Clodì per giovani e famiglie, un posto dove puoi sentirti come a casa tua. Le spiagge di Cavallino, Jesolo, Eraclea, Caorle e Bibione, assieme a quelle di Lignano e Grado, staccano la riviera romagnola con oltre 27 milioni di turisti, contro i 26 milioni e mezzo della costa dell'Emilia-Romagna. L'Alto Adriatico si conferma la prima destinazione turistica balneare d'Italia, un riconoscimento che premia l'intera filiera, dall'accoglienza fino ai servizi, che creano valore e dimostrano di essere all'altezza di una domanda in continua evoluzione. Lo dice il presidente della regione del Veneto commentando il primato raggiunto dalle destinazioni balneari del Veneto e del Friuli Venezia Giulia e rilevato in uno studio sulle presenze turistiche riferite all'anno 2021 e 2022
della fondazione Think Tank. Con oltre il 35% delle presenze turistiche in tutto il Veneto, con i suoi 120 km di spiagge, la costa veneta contribuisce in maniera determinante alla crescita del comparto turistico regionale, prosegue il governatore. Un comparto che cresce grazie alla visione di tutti gli operatori del sistema dell'accoglienza veneta, che grazie ai continui investimenti offrono un'esperienza di vacanza sempre più innovativa e sostenibile. Qualità che sono determinanti per la fidelizzazione degli ospiti, competere con le destinazioni internazionali e per rafforzare l'immagine del Veneto nel mondo. Ricordandovi che la farmacia di turno oggi, mercoledì 10 maggio, è la farmacia al Redentore in Corso del Popolo a Chioggia, vi ringrazio, vi saluto e se volete ci vediamo in negozio alla cartoleria Pegaso a Borgo San Giovanni. Ciao a tutti.